40 comuni della provincia di Vicenza sono stati interessati nell'ultimo periodo dalle predazioni dei lupi e l'incremento delle predazioni sul territorio è esponenziale. Numeri alla mano, nel 2023 erano state in tutto 101, registrando nei primi 6 mesi dell'anno 27 predazioni. Da gennaio 2024 ad oggi le predazioni sono state 60, ciò vale a dire più della metà rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fenomeno che rispetto al passato sta generando forte preoccupazione sulle attività zootecniche, rischia di mettere in difficoltà l'economia di montagna e anche le presenze registrate in ambito urbano preoccupano. Un territorio rappresentato da 40 comuni che si sono mossi per difendere quelle che è appunto la loro cittadinanza, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale. Pensiamo agli animali di compagnia, pensiamo a quello che è il cane domestico che sono stati aggrediti dal lupo, quindi anche in questo disagio comunque è emersa una voglia di contenimento di questo fenomeno e di rieducazione nell'alimentazione e nei comportamenti di questa fauna selvatica. Una riunione convocata dalla prefettura per raccogliere la voce del territorio e portarla a Roma, tracciando la fotografia delle problematiche rilevate, avviando un'interlocuzione sulle possibili soluzioni per arginare il fenomeno. Da parte mia, una volta che si è fotografata la situazione nella provincia di Vicenza, redigere un documento in modo tale che il fenomeno vicentino sia conosciuto negli ambiti dei ministeri competenti e che venga ulteriormente rappresentato all'ente regione.